Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a lei la linea. Buongiorno, buongiorno, un grazie a tutti gli ascoltatori. Mi Questa è una scusi, volevo dirle trasmissione. che non la vedo più. Le ho scritto ma non mi ha Deve risposto. vedere, certo. Sì. Se vuole sì, altrimenti non c'è problema. Ok, perfetto. Eccoci. Volevo ringraziare innanzitutto questa bellissima radio, direi che facciamo senza la visione. Questa bellissima radio è una radio di libertà, è una trasmissione che portiamo avanti tutti i sabati grazie all'ospitalità, ripeto, di una radio su cui la parola è libera e la libertà si conquista tutti i giorni. L'Umanitaria Padana è un'associazione, una onlus riconosciuta ormai con una trentennale esperienza. Eravamo a Nassiria, dico, ma c'era Sara Fumagalli, la nostra coraggiosa eroina che ha fondato insieme ad altri l'Umanitaria Padana. Eravamo a Nassiria qualche giorno prima della strage, eravamo in tutti i paesi dove c'erano dei conflitti, in Sudan, dove qualcuno di noi si è preso anche qualche malattia particolare, eravamo presenti in Iraq, nelle tendopoli, siamo presenti in Pakistan, dove stiamo aiutando la comunità cristiana, alcune ragazze che studiano e si fanno una posizione. Abbiamo riscattato, non si può dire schiavi, però insomma delle persone legate a un debito di cui è morto il padre. I due ragazzini erano condannati a vivere per risarcire questo debito al padrone, non si possono chiamare datori di lavoro. Bene, questo debito è stato estinto e c'è una libertà per questi due ragazzi, e altri interventi vengono fatti costantemente grazie al 5 per 1000, e vi invitiamo magari a poterlo rinnovare. Ultimamente siamo intervenuti sempre per un bambino in Pakistan che non poteva pagarsi le cure, poi soprattutto perché aveva una grave malattia respiratoria, aveva bisogno di una bonifica degli ambienti, quindi di poter avere un minimo di stanza, oppure di una cucina abitabile. Siamo intervenuti parzialmente perché non potevamo farlo. Un altro intervento che facciamo è dal punto di vista culturale. Stiamo sostenendo tutta una serie di iniziative a favore della vita, perché tutte le vite, a nostro giudizio, hanno il diritto di vivere. Ora ci stiamo confrontando con questa nuova linea di pensiero per cui le persone, è un grande atto di umanità, secondo qualcuno, quello di aiutarli a morire, e sarebbe lo Stato addirittura che deve aiutarli a morire. L'altro giorno ha perso la vita un malato di Parkinson, quindi non una malattia incurabile, inguaribile, una malattia difficile, ma se incominciamo a pensare che il Parkinson sia una malattia che merita la morte, voi capite che da una parte si dice la gente non deve soffrire, dall'altra però si sa che quando si incomincia questo percorso legislativo poi la gente si sente obbligata. Si sente obbligata per esempio in Belgio, si sente obbligata in Olanda, si sente obbligata in Canada, dove c'è un aumento delle morti, e di fatto uno, quando arriva a un certo livello, gli fanno capire, oppure capisce lui, che se si tira via dai piedi forse è meglio. Quindi quando c'è una legge evidentemente si aprono, mentre invece non c'è un'uguale sollecitazione per esempio per le cure palliative. Cosa sono le cure palliative? Sono tutte quelle terapie contro il dolore, perché oggi pensare che non ci sia una terapia per il dolore significa sbagliare, perché oggi ci sono le terapie per il dolore, si riesce a dare una prospettiva di vita alle persone. Palliativisti, cioè medici
che curano in qualche modo, o offrono la possibilità anche a chi ha delle malattie terminali, perché la vita è fatta anche di questo, è fatta di malattie che non si possono guarire, ma tutte le malattie si possono curare, a poter avere la possibilità, per esempio in un caso che ci è capitato, questo papà aveva già il biglietto per andare in Svizzera, perché non poteva più prendere in braccio i propri figli, insomma si è trovato il modo di togliergli il dolore, di potergli dare la possibilità di star seduto, di poter prendere in braccio i bambini, gli si sono dati 2 o 3 mesi ancora di felicità per poter poi salutare i suoi cari. Oggi però volevamo, ricordo anche che in questi 3 mesi ci sono stati 2 convegni sulle dipendenze, in cui l'Umanitaria Padana ha partecipato, 2 convegni che sono stati fatti al Senato. Il primo sulle alcune nuove forme di dipendenza, perché abbiamo parlato spesso della dipendenza da sostanze tipo la cannabis, che oggi viene considerata come un qualcosa di quasi normale, e mentre invece ci sono altre forme di dipendenza per esempio dalla pornografia, che sta confinando magari anche con la pedofilia. Un'altra forma di dipendenza è la dipendenza da internet, soprattutto nei giovani, è una dipendenza che è come le altre, quindi ha dei fenomeni di astinenza e quindi anche dei fenomeni di astinenza violenta da chi magari gli viene portato via il telefonino, poi ha delle conseguenze, per esempio delle conseguenze sul sonno, delle conseguenze sull'attenzione, delle conseguenze sulla capacità di memorizzare. Sono delle nuove frontiere di benessere che e di libertà, sempre per ricordare questa radio, che si stanno incominciando. Ecco, l'Umanitaria Padana è attiva anche sul fronte culturale. Oggi credo che sia una necessità quella, visto quello che sta succedendo, visto la guerra che sta succedendo, il dover ragionare un po' di più sulla matrice culturale, quindi voler approfondire magari quella che è la tematica dell'Islam, tematica che viene sempre affrontata con paura, che viene sempre affrontata oppure con superficialità. Ecco, noi vogliamo magari provare a capire, perché riportiamo anche un articolo da parte di una docente islamica che ha la doppia passaporto, quindi svizzero, e dice che, insieme ad altri, che non è che l'ISIS sia nato sotto un cavolo e quindi l'estremismo. Probabilmente queste persone hanno studiato negli stessi testi, hanno studiato nelle stesse università, si sono confrontati con le somme, quindi con le gli interventi giuridici, hanno ascoltato magari le stesse preghiere di alcune moschee, e però qui in qualche modo si è dato una parvenza terroristica, e dire che sia tutta un'altra cosa, ecco, è un pochettino diversa. Per esempio il concetto di persona, ecco, il concetto di persona è diverso, il concetto di persona nell'Islam, la persona che da noi è centrale, quindi i diritti dell'individuo non vengono riconosciuti, c'è stato un riconoscimento dei diritti dell'uomo musulmano, perché tutti noi pensiamo, sbagliando, che tutto il mondo voglia vivere come noi, tutto il mondo abbia voglia di andare a farsi lo spritz alla sera, tutto il mondo pensi solamente alle proprie tasche, pensi alla propria comodità. Non è vero, il resto del mondo non ci pensa neanche, soprattutto il mondo islamico. Non vedono l'Occidente come, sicuramente ci vengono a vivere, ma non condividere il sistema di valori, ben diverso. Per esempio la persona nella accezione islamica è sottomessa alla comunità, quindi la differenza fondamentale tra l'antropologia occidentale e quella islamica
è che mentre noi mettiamo al centro dell'esistenza la persona, come depositari dei diritti della vita, della dignità, della libertà, loro mettono al centro l'esistenza della comunità islamica, le cui leggi sono vincolanti per i singoli, pena l'espulsione della comunità alla stregua del traditore, che è ancora peggio dell'essere nemico, che si traduce nella morte sociale e talvolta nella morte fisica. Non viene insegnato che ogni individuo può scegliersi la sua religione, non viene insegnato la libertà religiosa. Può essere insegnato che nei paesi islamici ci può essere la sottomissione delle persone del libero, quindi degli ebrei e dei cristiani, pagando una tassa, quindi la tassa della sottomissione, ma non viene mai detto che i diritti della persona musulmana e degli altri possono essere uguali. La concezione quindi che sottomette la persona alla comunità islamica è ereditata dalle prescrizioni raccolte nella Sunna e nella Sharia. Un altro dei fatti è che solo il sangue dei musulmani viene considerato sacro, è un dato di fatto quindi che il musulmano che crede a quanto opera, che gli ordinano quindi di prendere le distanze da tutti quelli che non fanno parte della comunità islamica e che sono da considerarsi in qualche modo nemici, ecco, questo buon musulmano si rende disponibile a sacrificare la propria vita per far trionfare la unica vera religione e gli viene imposto di comportarsi molto spesso diversamente. Quindi in Occidente noi non conosciamo e pensiamo quindi che sia che l'Islam e quindi adesso anche concezione della Palestina, che sia una sorta di nuova frontiera anti-imperialista e anti-sionista, quindi questo in qualche modo è un errore. Facciamo riferimento, per esempio, sì, voi dite lo Stato islamico, però Abu Muhammad al-Adnani al-Sami, in un discorso del 14, attestava il sangue dei civili non è inviolabile, così come non è obbligatorio versare quello dei militari. L'Islam è l'unico criterio per valutare se il sangue è violabile o meno. Se sei un musulmano il tuo sangue sacro non va versato, se sei un infedele il tuo sangue è come quello di un cane e un musulmano può toglierti la vita senza commettere alcun peccato. Sarà uno dell'Islam, dell'ISIS, però insomma, in qualche modo dovremo prenderne atto. È vero che leggere le sure non è, però che ci sia uno stato di esaltazione, di condanna degli ebrei, mi sembra, gli ebrei sono coloro che Allah ha maledetto perché uccidevano ingiustamente i profeti. Sappiate che ciò che accade a quelli che di voi che violano il sabato, ai quali abbiamo detto siete scimmie abbiette, 2,65. Posso forse annunciarvi peggiori ricompense da parte di Allah, coloro che Allah ha maledetto, che hanno destato la sua collera, che ha trasformato in scimmie e porci coloro che hanno adorato gli idoli, 5,60. È vero che uno potrebbe dire anche la Bibbia in qualche modo è legata a 2000 anni fa, questo è vero, e infatti c'è una interpretazione della Bibbia che tiene conto del periodo, l'interpretazione mentre invece della parte musulmana non viene concepito, quindi deve essere tutto considerato così, deve essere considerato in modo organico. C'è un altro concetto
sull'Islam, che sta facendo presa anche da noi, che l'Islam colma in qualche modo il vuoto delle crisi di identità dei nostri giovani, e molti si sono svegliati con i cittadini, con i propri figli, che hanno cambiato. Per esempio, 2 britannici, 2 gemelle, le gemelle Salma e Zara di famiglia islamica di Manchester. Un giorno ci preparavamo a diventare medici, ora ci addestriamo a uccidere. Il lavaggio del cervello che sta colpendo molti, per esempio un ragazzino di 12 anni, dopo una decapitazione ha scritto: voglio diventare la prima donna che ucciderà un terrorista britannico o americano, perché i siti sono attivi, e possiamo dire che c'è una continuità tra i moderati e i terroristi islamici, e forse dovremmo incominciare a vedere quello che è successo dopo la sede di Charlie Hebdo nel 2015, nella moschea, per esempio, di Parigi, che rappresenta in qualche modo, non c'è stata una condanna immediata, per esempio alcuni attacchi terroristici non sono stati condannati. Ora, molte degli attacchi che ci sono stati anche in Occidente non hanno visto sempre la partecipazione o la condanna esplicita. Molto spesso in questa Europa filo islamica, soprattutto da parte politica, non c'è stato un riconoscimento di una contiguità, una richiesta di una presa di posizione. Ben diverso è stato l'atteggiamento, per esempio, nei confronti del patriarcato, dove si è andato a scollare il tessuto sociale, si è andato a inquisire, si è andato a propagandare una continuità tra una presenza e alcuni fatti di cronaca diverso. Sono stati, per esempio, sempre la distinzione, quindi il negare il collegamento tra la religione dell'Islam e gli estremisti, perché di fatto anche gli estremisti si classificano come musulmani. Ora è evidente che anche all'interno del mondo musulmano c'è una differenziazione tra sciiti, tra sunniti, quindi le guerre che avvengono sì in modo religioso, ma soprattutto perché hanno dietro delle potenze, perché evidentemente poi la religione si piega, ma da noi non è mai stato concepito l'idea che ci potesse essere una guerra ancora nel nome delle religioni. Ecco, c'è un famoso dignitario turco, per parlare della nostra democrazia, che disse questa famosa frase: grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo. Ecco, questa è un po' la sintesi perfetta, il fatto che la nostra democrazia, quindi che intercetta attraverso la parte finale dei terroristi, ancora adesso molti ne sono stati trovati, che va a cercare radicalismo, ma tutta la terra di mezzo. Per esempio, c'è stato un periodo in cui una famosa moschea milanese era stata all'epicentro, perché erano stati trovati materiali di propaganda. Non c'è di fatto una legislazione oppure una possibilità di controllo. Oggi non c'è la possibilità di controllare quello che viene insegnato, non c'è la possibilità di controllare la diffusione di materiale, mentre invece, per esempio in Egitto, nei paesi islamici che conoscono bene con chi hanno a che fare,
gli imam devono essere certificati, autorizzati e le prediche del venerdì devono essere preconsegnate e vengono registrate. Monsignor Giuseppe Bernardini, vescovo di Izmir, disse queste frasi, riportò questa frase: grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie alle nostre, e disse: c'è da crederci, perché il dominio è già cominciato con i petrodollari usati non per creare lavoro nei paesi poveri del Nord Africa e del Medio Oriente, ma per costruire moschee e centri culturali nei paesi dell'immigrazione, compresa Roma, centro della cristianità. Come non vedere in tutto questo, sono le parole del prelato, un chiaro programma di espansione e di riconquista? È un fatto che termini come dialogo, giustizia, reciprocità o concetti come diritti dell'uomo, democrazia, hanno per i musulmani un significato completamente diverso dal nostro. Sappiamo tutti che bisogna distinguere la minoranza fanatica e violenta dalla maggioranza tranquilla e onesta, ma questo, a un ordine dato in nome di Allah o del Corano, marcerà sempre compatta e senza esitazioni. La storia ci insegna che le minoranze decise riescono sempre a imporsi alle maggioranze rinunciatarie e silenziose. A promuovere la strategia di islamizzazione sfruttando le nostre leggi democratiche, perseguendo l'obiettivo di sottometterci alla Sharia, sono principalmente i fratelli musulmani. Mi scusi se la interrompo, 1 minuto e Sì, dobbiamo chiudere. bene, che in Italia hanno come referente ideologico l'UCOI, l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. Sono loro che controllano le moschee, sono loro che beneficiano della legittimazione religiosa anche in termini economici, perché l'elemosina legale raccolta nelle moschee, donazione dei privati, sono offerte che dai paesi islamici sono direttamente gestite. Ecco, questo che volevamo dire agli inizi di una guerra che pensiamo lunga e sanguinosa, ci impone anche noi una riflessione su quello che è l'Islam come frontiera e come presenza costante nel nostro paese. Ringrazio questa libertà, saluto tutti e auguro una buona domenica. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.